L'oculistica degli ospedali di Venezia e Mestre sta compiendo progressi significativi nei trapianti endoteliali grazie alla collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Le tecniche DISAEC e DIMEC, che consentono il trapianto selettivo dello strato interno della cornea, stanno superando i trapianti tradizionali. Vantaggi ottenuti grazie alla Banca degli Occhi, che prepara i tessuti precaricati per ridurre i rischi in sala operatoria. Nel primo semestre 2024 sono state 1211 le cornee preparate per interventi DISAEC e DIMEC contro le 1063 preparate per gli interventi in cui viene trapiantata la cornea intera. Venezia è al primo posto per l'invio di tessuti corneali per la tecnica DIMEC. L'oculistica dell'ospedale San Giovanni e Paolo, guidata dalla dottoressa Franca, è leader in Italia per le richieste di tessuti corneali per trapianti endoteliali. E a seconda del problema che ha la cornea noi possiamo customizzare, quindi fare un trapianto, quindi togliere e cambiare il pezzettino di cornea che è malato. Allora possiamo fare due tipi di intervento, si chiama trapianto endoteliale. Trapianto endoteliale DISEC, cioè un pezzettino di endotelio con anche lo stroma che è preparato dalla Banca degli Occhi, è come una lamella affettata e che mettiamo nell'occhio, oppure solo le cellule endoteliali, quindi un sottile strato di cellule della cornea che vengono sempre distribuite dalla Banca degli Occhi e che vengono inserite al posto delle cellule malate. Questi risultati riflettono l'attrattività e l'eccellenza delle oculistiche dell'ASL 3 Serenissima, che attirano pazienti da fuori regione in cerca di cure altamente professionali. Questa è una grande opportunità che si mette a disposizione per tutto il territorio veneziano, ma direi, considerato che quasi l'80% delle cornee impiantate in Italia provengono da qui, è un grande contributo a tutta l'oculistica italiana. L'oculistica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre è al 9° posto per gli interventi DIMEC e al 6° posto per i trapianti DISAEC. In futuro la speranza è di poter curare i pazienti con la terapia cellulare. La ricerca è in piena evoluzione. Saper moltiplicare le cellule di un certo donatore ci permetterà, speriamo in tempi ragionevoli, di produrre più terapie, quindi per più persone, a partire da una singola donazione.